Buongiorno e benvenuti anche una volta a un video della noi musenese. Mi sono Claudio e anche vi mostro un po' due regole importanti d'usenese che lendo a tenere a mente. Al manco in te grafia importante come la grafia in Italia e in te grafia ufficiale, il devio d'un circonflesso e di due punti è importantissimo. Però tante volte in ta gente che non ha studiato troppo la grafia, non conosce troppo la lingua senese, quando scrive in senese deve questi segni grafici di mughe in una maniera non proprio giusta per non proprio dire completamente sbagliato. In particolare i due punti rende lungo confusi con i due punti che vengono in grammatica tedesca, perché in tedesco a O, per fare un esempio, con i due punti a mostra in son in son turbose che dice, che però in senese, sebbene che questo suono esiste, è scritto in una maniera completamente differente. E al mesmo tempo l'accento circonflesso che troviamo in altre grafie come il portoghese, come in tal lingua francese, per contra in devio quello è simile in senese a queste lingue. Ma ora andiamo un attimo a vedere. Allora, andiamo a vedere questa cosa qui. La prima regola per l'accento circonflesso è questa. Il circonflesso va devio in fin da Paula. Di che pole parliamo? Parliamo di pole dove è una vocale lunga, tonica e in fin da Paula, per l'appunto. Per fare un esempio, in sha, è una Paula con una vocale tonica, l'accento case in sha, e la vocale alle lunga. È per quello che non abbiamo da fare confusione con sha, dove per contro che abbiamo una vocale tonica ma corta e all'altro che mettiamo in bello accento grave per i francesi, ma ora non stiamo che a divagare. I due punti per contro vanno dentro da Paula, dentro a Paula. Dunque per fare un esempio, però prima di fare l'esempio go da dire che a Paula gada è un po' più speciale, è una cosa diciamo che tipica da vocalità dosenese. A galada S in una Paula di una vocale di una Paula donde me in papino. Vuol dire che la vocale da Paula la da S lunga e atona. Cosa voglio dire con questo? Voglio dire che lei è una vocale lunga, e le vocali lunghe che ne abbiamo a re o in tosenese, però al mesmo tempo la sento uno case proprio lì, o case da qualche altra parte. E ci volte, tutte le volte, o case dopo. E fa un esempio, bello c'è, abbiamo patan, in italiano pantano, patan, pa, lei è una vocale lunga, ma non ha d'accento. La seconda A è una vocale corta, non ha bisogno di accento perché sappiamo che con questo segno grafico qui sappiamo che chi le donde che case l'accento e all'altro abbiamo un patan, semplice. Però attenzione, dunque abbiamo visto un po' queste due regole, come vedete, una cosa come per fare un esempio è in l'infinito. Quando parliamo dell'infinito di verbi, noi altri che abbiamo 4 infiniti, parliamo di questa cosa in avanti in un altro video, però prima coniugazione, insomma, parlare di prima coniugazione che abbiamo donde in italiano che abbiamo are, parlare, in senese che abbiamo a, dunque che abbiamo parla e A è una vocale lunga e tonica, dunque che abbiamo di meglio il circonflesso. Però in patta, per contra, come abbiamo già detto, che abbiamo una vocale lunga e senza accento, senza tono. E per quello che l'antua o look da Paula in tasso completesso è questo. Altre grafie ti dicono di altre cose. Altre grafie ti comandano che torna, che è lungo bisogno di mettere un altro accento in ta seconda. Mi dico che in ta grafia in Italia la regola è questa, cerca di semplificare un po', cerchiamo di elevare i più accenti possibile per non fare troppa confusione. E dunque questo è il risultato della grafia in Italia. Se vi altri scrivete in altra grafia, che sia ufficiale, che sia tradizionale, che se sia altra grafia,
Tante di queste regole le invalide, però che avei le altre regole che ne approvi altri, per piacere non veniva di che sono mica sono sbagliato. Questa è la regola. Poi se vuoi andare a vedere un po' di altre regole più profonde, mi raccomando di lungo, insomma, vi raccomando di lungo da andare in uscito do consiglio dove trovi tutte le regole in italiano e che stiamo provando a fare versione in senese, sì, belle scritte complete dove vi spiegano tutto in una maniera più tecnica di come posso farmi, che mi cerco di essere un po' più terra di mondo. Attenzione però, dopo che vi spiego tutto questo, se sono stato c'è o se non sono stato c'è, scrivetemi nei commenti, che abbiamo da tenere a mente due eccezioni. La prima è torna, ho parlato di verbi, parliamo torno di verbi. E i verbi, come in questa situazione, dove abbiamo in verbo all'infinito però riflessivo, all'antua cosa che abbiamo? Che abbiamo fa, da, in italiano fare, dare, facile, però che abbiamo un riflessivo, fase, dasse, che abbiamo di lungo da comunicare al lettore che parliamo di in verbo all'infinito, il verbo all'infinito l'abbiamo già visto, o l'è scritto così, però al mesmo tempo abbiamo da fare capire che è in verbo riflessivo. Se ne altri scriviamo, per l'altro caso mi penso che vada troppo, ma se scriviamo così, fase, a essere sonora, è una parola completamente diversa. Se lo scriviamo così, fase in teoria così, in una maniera vocale sarebbe giusto, perché fase, la pronuncia è la medesima. Il problema è che a scrivere così lasciamo intendere come se questa fosse una parola unica, che in teoria è. Ma niente, che abbiamo da fare distinzione tra il verbo riflessivo, che in teoria da solo vive benissimo, e diciamo che la zonta riflessiva do sé, che poi quando si coniuga diciamo che il verbo, questo viaggia un po' donde allora questo ne dà un'idea di dire, sono che leso e mi sono reso conto che ho leso fase una vita, fase zueni, fase a tutte le maniere possibili. E allora tolli, abbiamo una dimostrazione di un'eccezione da prima regola che mi menzionato. Però non abbiamo troppe altre eccezioni fra di questa, però abbiamo da tenere a mente sta qui perché è tanto importante. La seconda eccezione, per la seconda regola, quella dei due punti, va PAO. E non parlo da O sarà, quella dosenese, che vedo di a U, parlo da O averta lunga, che attenzione, in senese O averta, alle O, hanno le O, ma queste eccezioni intorno dei dialetti da Liguria, di altre eccezioni importanti, ma quella è un'altra storia. Allora, abbiamo detto che i due punti vanno del lungo della parola e che i due punti hanno un'influenza in pronuncia del suono. Ebbene, l'unica eccezione è PAO, perché se pigiamo a O normale, scritta così normalmente, e ci volte è una U, dunque attenzione per fare un esempio, abbiamo già visto. Per fare una O abbiamo da assuntare tutte le volte in accento e che abbiamo una O aperta curta, dunque abbiamo tante altre parole, insomma, di esempi poi tirare fuori quanti ne vogliamo, ma ora non me ne metto io. Però abbiamo anche un altro problema ora. Abbiamo menzionato a curta, abbiamo da menzionare a lunga. Come la menzioniamo? Come la scriviamo? La soluzione va a O con dei punti. Perché con dei punti? Perché se facciamo così, questa è una U, capito? All'antua questa diviene la soluzione di tutti i nostri mali, di tutti i nostri problemi, diciamo che è così. E all'antua che abbiamo però in eccezione. Perché dico in eccezione? Perché tutte le volte che abbiamo da pronunciare a O lunga e aperta, che abbiamo per forza, per non occasionare la sconfusione, che abbiamo da mettere questo segno qui. Allora, qui abbiamo l'esempio normale come la regola, scossa, perché è una vocale lunga e attona, prima di una vocale
tonica, ma dopo che abbiamo una vocale lunga tonica, un po', passami un po' di tocchi, che l'abbiamo qui. Oppure abbiamo anche un'altra eccezione, una vocale lunga e atona, pardon, una vocale lunga tonica dentro la vocale. Dunque abbiamo cosa? Perché dico che questa è un'eccezione? Perché di norma quando abbiamo una vocale lunga dentro, lunga e tonica dentro a Paola, in grafia in Italia non abbiamo bisogno di mettere nessun accento. Vocale, per fare un esempio, vocale, casa, tutte queste parole dove c'è una vocale lunga non abbiamo bisogno di menzionarla. Altre grafie, attenzione, faccio torno a questo esempio, altre grafie non vanno a prova questa regola e altre grafie vanno di lungo che segge o circonflesce perché piace metterlo da tutte le parti o segge i due punti, però altre grafie come diva non fa, perché gli altri pensano che se confondiamo di lungo, dunque dicono no, mettiamo un segno di vocale lunga tutte le volte che ne ha bisogno. Per la grafia in Italia questo bisogno non è. Perché? Perché anche in italiano abbiamo questa situazione. Casa, esiste in italiano asci, è una vocale lunga, non c'è bisogno di mettere gli accenti grafici. O sappiamo bene che casa, o veniamo pronunciato casa, non pronunciamo casa o casà, che mettiamo un circonflescio torna. E niente. Avantua, tornando a quello che mi provo a parlare, a occhio dei punti, alla tre, diciamo che due eccezioni e mezza. Una a cange a pronuncia da vocale da U a O, averte, lunga. Seconda eccezione, a permettere ai due punti di esistere in fin da Paola. E a terza eccezione, a permettere a vocale lunga tonica dentro da Paola di esistere, di essere presente con il segnato grafico. Mi credo di aver spiegato tutto, spero di non aver fatto troppo una pappardella. Se vi altri, come ho già detto, se vi altri avete domande, critiche, commenti, lasciamele sotto la descrizione. Noi altri ci rivediamo in un altro video. Grazie mille.